penso che il messaggio che abbiamo voluto dare sia passato, spero anche ai giovani, che San Francesco è comunque una figura sempre nuova, amata dai credenti, da non credenti, sempre attuale nonostante 800 anni di vita e niente, siamo contenti, il lavoro penso che sia riuscito bene. È stato un lavoro lungo anche. È stato lungo di alcuni mesi, direi, abbiamo fatto inizialmente una prova alla settimana, poi abbiamo incrementato le prove per riuscire ad arrivare a questo risultato. Mi sono ritrovato con un ruolo bellissimo, difficile, impegnativo, che mi ha fatto capire tante cose anche come padre. Sono veramente contento di averlo interpretato e con un figlio come Francesco poi insomma È più facile. all'inizio no. Quando poi dopo un cammino lungo e faticoso te ne accorgi, allora è tutto bello. Cosa dici da San Francesco? Mi viene da ridere, Robby. Mi viene da ridere che è stata una serata forte di tante emozioni, che è stato un po' il coronamento anche di mesi di lavoro, che non sono stati tutti idilliaci, perché chiaramente a volte noi, io in primis, ci facciamo prendere dalla frenesia della vita e arriviamo la sera stanchi con 1000 pensieri e 1000 preoccupazioni, e non è stato facile, perché comunque qua bisognava lasciarle tutte fuori e per provare a raccontare qualcosa, a raccontare questo messaggio, veramente immedesimarsi e calarsi veramente nel personaggio. E quindi non posso nasconderti che personalmente è stato difficile, però è stato molto bello, e quello che mi ha spinto è stato sicuramente la bontà del messaggio che andavamo a raccontare, ma soprattutto il gruppo di amici, molti di quali conoscevo già, con i quali abbiamo intrapreso questa avventura, che sicuramente è stata bella e stimolante.